2000 banchi e oltre 100 classi, un patrimonio inestimabile se poi si contano gli innumerevoli laboratori, aule studio. Siamo all'Isis Malignani di Udine, il tempio della tecnica d'avanguardia, ma anche qui si fanno i conti con la crisi, o meglio con i fondi che ci sono e che devono bastare fino a fine anno. Poco meno di un mese fa la dirigenza scolastica ha così dato il via alla propria battaglia contro i danni provocati dagli studenti. L'obiettivo uno solo. Siamo interessati tutti allo stesso obiettivo, assicurarvi un futuro di competenza e qualità. Gli studenti sono così diventati delle vere e proprie sentinelle. In base alla circolare, chi dovesse notare nuovi danni ai materiali scolastici dovrà compilare una nota alla dirigenza. Il responsabile dovrà pagare, altrimenti sarà l'intera classe a farsi carico delle spese. Una decisione all'inizio mal digerita dagli stessi studenti, ma che ha già portato i suoi frutti nell'aula Tecnigrafi, appena ristrutturata, dove erano sparite alcune viti. Questa piccola vite rendeva inservibile tutta la struttura. Non posso quantificare scientificamente l'importo dell'attrezzatura, 300-400 euro. Abbiamo parlato con i ragazzi in questo incontro e le viti sono ritornate. A fine febbraio verranno tirate le somme. Nel frattempo la speranza è che molti dei 2000 ragazzi che frequentano ogni giorno l'istituto siano diventati più responsabili verso la scuola. Questa struttura è importante. Peccato spendere questi soldi per riparazioni o manutenzione, di conseguenza un occhio più attento agli allievi e alla loro responsabilità personale e collettiva.